Buenos días y bienvenidos a Cosa c'è di nuovo? Le notizie di oggi, 1 ottobre, martedì. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno, approvazione del disciplinare ex articolo 1, comma 3 del contratto di servizio per l'affidamento della gestione del mercato costruttivo di Brondolo, sottoscritto in data 7/10/2019. C'è una comunicazione, c'è una richiesta da parte del sindaco di intervento. Prego. Sì, grazie Presidente. Allora, a seguito della commissione consigliare che è stata fatta pochi giorni fa e all'interno ovviamente della maggioranza stiamo discutendo anche sulle eventuali procedure da adottare anche per nel caso ovviamente si decidesse appunto di passare la gestione alla municipalizzata SSD, di prevedere e valutare tutte le procedure successive da effettuare, perché potrebbe esserci anche la possibilità di fare un bando pubblico che possa ricercare dei privati per gestire ovviamente i servizi del mercato frutticolo. Quindi chiedo di rinviare a questo punto a un prossimo consiglio comunale, lo dico al prossimo consiglio, quando ovviamente all'interno della maggioranza riusciamo a trovare anche un emendamento eventualmente da inserire nella delibera del consiglio comunale che racconta questa sera. Grazie. Grazie signor Sindaco. Se c'è qualcuno che è contrario alla proposta del io può intervenire, altrimenti devo mettere Velocissima la discussione del primo punto dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale di ieri sera, cioè l'approvazione del disciplinare del contratto di servizio per l'affidamento della gestione del mercato ortofrutticolo di Brondolo. Il sindaco infatti ha richiesto di poter fare una comunicazione sorta a seguito dell'ultima commissione consiliare di qualche giorno fa. All'interno della maggioranza infatti sembra che si stia discutendo su eventuali procedure da adottare una volta che la gestione passi alla municipalizzata SST, inclusa la possibilità di indire un bando pubblico per la ricerca di privati per la gestione dei servizi offerti dal mercato orticolo. Il punto è stato quindi rinviato a un successivo consiglio comunale. Cosa è successo in questo paio di giorni dal cosa ci vuole a gestire un mercato con quel fatturato lì al decidere di rimandare la discussione pensando addirittura a un bando per una gestione affidata ai privati? Ci sono due tipi di motivazioni che potrebbero portare a un ripensamento di questo tipo, i motivi politici o i motivi tecnici o magari entrambi. Si potrebbe pensare che all'interno della maggioranza siano in molti a nutrire dubbi sulla correttezza della scelta, magari se si impuntassero potrebbero essere in numero tale da far rischiare la tenuta della maggioranza. I motivi tecnici riguardano invece la competenza di SST nella gestione di un mercato orticolo, competenza che sembra non esserci. Si potrebbe pensare che o ci si sia resi conto dell'incompetenza che potrebbe portare un mercato dall'attivo al passivo nel tempo di un battito di ciglia, o alla scelta di dare ad altri la gestione, che non è detto questi altri siano Chioggia Ortomercato, così degradata nell'ultima commissione proprio dalle parole crude e irrispettose del sindaco Armelao. Potrebbe esserci già qualcun altro interessato alla gestione in attesa che gli venga spianata la strada? SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Sindaco Armelao, assessore al trasporto pubblico locale Maria Rosa Boscolo-Chio, il dirigente Stefano Penzo si sono riuniti con i rappresentanti di AVM ACTV, con i rappresentanti della città metropolitana di Venezia e il comune di Venezia per discutere del problema del trasporto pubblico locale nella nostra città. A seguito di una discussione pacifica, collaborativa e costruttiva, come l'ha definita il sindaco, si è giunti alla proroga del servizio da parte di AVM ACTV fino al 31 dicembre di quest'anno.
Dal 1 gennaio del 2025 del trasporto pubblico locale si farà carico Arriva Veneto, unica ditta che sembra che abbia presentato una proposta. Giovedì prossimo ci sarà un incontro tra Arriva Veneto e CTV-AVM in modo che si possano passare di mano informazioni essenziali per il passaggio del servizio, quali il numero degli autisti, ora 14, il parco mezzi e tutte le informazioni necessarie per presentare una proposta articolata da parte di Arriva Veneto che sarà poi valutata dall'ente di governo. Quello che verrà stipulato con Arriva Veneto sarà un affidamento provvisorio in attesa del bando europeo che il Comune di Chioggia presenterà. Per il momento si cerca di lavorare anche sulle linee in modo che il servizio scolastico venga garantito sia all'andata che al ritorno, togliendo linee meno utili in questo momento, dando comunque continuità al collegamento con le frazioni. Alla conclusione della comunicazione l'opposizione avrebbe voluto avere maggiori informazioni, ma in questa fase, come è stato detto, non c'è dibattito. Lucio Tiozzo, consigliere del Partito Democratico, avrebbe voluto avere risposta alla domanda riguardante il tipo di accordo fatto riferito alla qualità del servizio. L'opposizione si è sentita imbavagliata da questa immediata chiusura da parte del sindaco di fornire ulteriori informazioni. Presidente, allora solo per comunicare e aggiornarvi che oggi alle 16:30 si è riunito l'ente di governo per la questione del trasporto pubblico locale. Abbiamo partecipato per il Comune di Chioggia io, l'assessore Maria Rosa Boscolochio, l'ingegnere Stefano Penzo e la dottoressa Vanessa Penzo, poi c'era presente la città metropolitana con l'ingegnere Torricella e anche il Comune di Venezia. Quindi abbiamo, dopo ovviamente discussione tranquilla, pacifica, collaborativa e costruttiva, siamo arrivati alla proroga fino al 31/12/2024 ai sensi dell'articolo 5,5 del regolamento numero 1370 del 2007 dell'Europa. Quindi continueremo con AVM e CTV fino al 31 dicembre 2024. Poi a decorrere dal 1 gennaio del 2025 la società unica che ha fatto una proposta, diciamo, che stiamo ovviamente valutando anche in questi giorni, anche nei prossimi giorni, è stata Arriva Veneto, che è la società di trasporto extraurbano che ha il collegamento con Chioggia e Venezia e l'aeroporto. Parleremo anche del collegamento, che non ce lo siamo scordati, il collegamento diretto con l'ospedale all'Angelo. E adesso Arriva Veneto ha un incontro con la CTV giovedì pomeriggio per avere delle informazioni che serviranno loro sui contratti degli autisti della CTV che lavorano a Chioggia, che sono, noi sappiamo, 14, una volta erano 25 o 27, quindi ecco il motivo anche del taglio delle linee, quindi hanno 14 autisti e poi devono anche rendersi conto del parco mezzi, quindi pullman, manutenzioni, ammortamenti, assicurazioni, tutte quelle cose che poi servono loro per fare un conteggio e fare anche una proposta, arrivare a una decisione condivisa insieme a noi su quello che sarà il trasporto pubblico, che poi dovrà essere avallata chiaramente dall'ente di governo che a fine anno si ovviamente riunirà per parlare ancora di Chioggia e per dare l'assenso, l'ok, alla nuova società che parta appunto dal 1 di gennaio. Questo sarà una proroga provvisoria, cioè un affidamento provvisorio, erroneamente diciamo emergenziale, però è un affidamento provvisorio in attesa del bando che faremo come Comune di Chioggia a livello europeo, perché ovviamente la metà delle cifre è alto, quindi ci sarà un bando ovviamente a valenza europea. Basta. Altre cose non ne ho. Questo è l'aggiornamento e sono sul TPL di Chioggia, quindi i nostri studenti, poi stiamo lavorando anche sulle linee in modo da incrementare l'andata e il ritorno dei nostri studenti, togliendo delle linee che sono ovviamente superflue in questo momento, che non sono quelle con le frazioni. Ok, grazie. Non c'è dibattito sulle comunicazioni. Presidente, sarebbe importante capire anche l'accordo fatto rispetto alla qualità del servizio attuale, se ci sono novità, se vengono recuperati. Consigliere, è opportuna una commissione su questo. Sarebbe opportuno che il sindaco avesse un però altrimenti facciamo il dibattito e domanda poi. Però si può arrivare qua in consiglio all'ultimo secondo e non avere idea di è una comunicazione. Consigliere, dobbiamo procedere con tanti punti. Ho capito.
Grazie. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Siamo con Pier Giorgio Tiozzo Gobetto all'uscita, prima i numeri di questo libro, che è una novità, sui canti di Chioggia, in occasione del 45esimo anniversario del Coro Popolare Chioggiotto. Un lavoro molto impegnativo, mi sembra di capire, un lavoro di ricerca molto interessante ma molto completo. Sì, il lavoro cerca di fissare dal punto di vista storico-letterario, più che musicale, quello che sono i canti tradizionali popolari chioggiotti. Dico dal punto di vista letterario perché nell'Ottocento alcuni scrittori hanno hanno scritto su questi canti, ma non hanno messo le musiche. Quindi noi conosciamo i testi e le musiche sono arrivate praticamente nel Novecento. Quindi è una ricostruzione tra metà Ottocento e fino ai nostri giorni di come sono stati visti e come sono stati raccolti e interpretati i canti popolari di Chioggia, in modo particolare da parte del Coro Popolare Chioggiotto, che ha fatto di questi canti il fulcro del suo impegno musicale. Dove si può trovare questo libro per gli interessati? Il libro è appena uscito in qualche copia, quindi lo presenteremo il 12 ottobre e poi sarà distribuito. Il 12 ottobre dove sarà presentato? Il 12 ottobre alle ore 17:30 presso l'Auditorium Comunale c'è un seminario. Abbiamo voluto dare questo nome, un seminario, perché rispetto a una conferenza il seminario focalizza su un tema, quello che è il dibattito. Il tema è i canti di Chioggia, quali sono, come si caratterizzano i canti di Chioggia. Quindi è il 12 ottobre alle ore 17:30 al nostro auditorium comunale di Chioggia. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul super bonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il super bonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Ieri presso l'impianto sportivo Tullio Biscuola di Rovigo si è tenuta la gara podistica valida per il campionato italiano dei Vigili del Fuoco sui 5.000 metri, in occasione del primo Memorial Claudio Bombonato, dedicato al collega scomparso. Alla competizione hanno partecipato 88 Vigili del Fuoco, suddivisi in categorie per età e provenienti da 21 comandi e associazioni vicine al campo nazionale dei Vigili del Fuoco. I risultati finali hanno visto trionfare il comando di Bari come primo classificato, seguito da Belluno al secondo posto e Rovigo al terzo. A livello individuale il miglior tempo assoluto è stato registrato da Nicolò Olivo del comando di Verona, che ha chiuso la gara in 16:36 e 62. Tra le donne la prima posizione è andata a Roberta Nicoletti del comando di Ravenna con un tempo di 24:53 e 98, seguita da due atlete del comando di Rovigo. Le premiazioni delle diverse categorie, incluse quelle femminili e dei Vigili del Fuoco in quiescenza, si sono svolte durante il pranzo presso il punto di ristoro Casetta Rosso-Blu al campo di rugby Mario Battaglini alla presenza del presidente. L'evento è stato inoltre l'occasione per porgere un saluto e un ringraziamento al comandante uscente di Rovigo, ingegner Claudio Fortucci, per il suo prezioso lavoro svolto durante il servizio. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodasicura.it.
www.iodabroker.it. Ricordando che la farmacia de OIS Cutulakis in Rivavena a Chioggia vi saluto e vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it, i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News, il canale YouTube Chioggia Azzurra e la nuovissima app Chioggia Azzurra. Continuate a seguirci e hola a todos!